Attenzione, c'è il gol, bellissimo, 2-2, 2-2, ha recuperato palla e l'ha messa dentro con un secco rasoterra. Sei contento della tua prestazione? Sì. Stai giocando una grande partita, hai avuto anche qualche occasione però l'hai fallita magari per scarsa precisione? Sì, perché ero molto scarso, stanco e quindi io con la stanchezza ho mandato la palla fuori. Certo, assolutamente sì, però comunque complimenti, stai giocando bene. Il tempo è andato molto bene, abbiamo migliorato molto, il mister ci ha insegnato tante cose. Ma tu hai segnato? No, però mi sono impegnato un po' in attacco. Hai giocato bene, insomma, sei contento della tua prestazione? Certo, anch'io. Sei tifoso di? No, della Serie A. Ah, sì. Chi tifi? Milan e Juve. Ah, tutti e due così? Io Cagliari. Tu Cagliari, insomma, vabbè, immagino tu sei lombardo. Tu lombardo, Milan? Milan e Napoli. Milan e Napoli, vedete, insomma, i ragazzi non hanno le idee chiare perché... Io Cagliari. Ecco, benissimo. Allora, adesso concentrazione. Attenzione perché c'è il gol, 2-0. 2-0 adesso per la formazione dell'Antioquense che evidentemente si vuole riscattare. Eccolo qua, Simone Soggiu che sprona i suoi, Simone. C'era stato un calo nel secondo tempo, ma subito evidentemente Simone Soggiu è riuscito a spronare i propri giocatori. È 2-0 in apertura del terzo tempo. Ancora questo contropiede, lo seguiamo in diretta, finisce a terra ma non c'è fallo là. Tutto regolare. Veramente divertente, poi avete visto i ragazzi come vogliono esprimersi anche al microfono, insomma, sono bravi. Ecco, recuperano palla, cercano di impostare la manovra, stanno perdendo 2-0 i giocatori in maglia arancione ma non si danno mai per vinti. Un tempo per parte finora, 3-0 nella prima gara per l'Antioquense, 2-0 nella seconda partita per la formazione del Sant'Anna. Adesso siamo sul 2-0 ancora per l'Antioquense nel terzo tempo, per cui per la somma dei gol ovviamente è in vantaggio la squadra di Simone Soggiu. Ci riprovano ancora questa dalla lunga distanza, questo tentativo da parte della Mezzala con la numero 10, giocatore certamente dai piedi buoni mi pare, molto bravo anche sotto il profilo del controllo, avete visto prima. Attenzione, questo gran botta, ci riprova e c'è il tiro secco, gran gol 3-0, gran gol, tiro al volo col destro, la palla alle spalle del portiere. Adesso siamo sul 3-0, così come era accaduto nella prima frazione, stessa cosa in questa terza frazione, 3-0 per la formazione dell'Antioquense, quindi certamente al momento in vantaggio numerico nei tre tempi.
lasciala dietro. Veloce la giocata, sull'esterno. Parti Luca, parti. Grande numero, grandissima azione sulla destra, l'accelerazione, palla al centro, la porta è sguarnita, l'uscita del portiere riesce a ribattere, ma un'azione travolgente ancora sulla destra da parte dell'Antioquense che sta giocando una grande partita, così come i giocatori del Sant'Anna che stanno rispondendo colpo su colpo. Nel secondo tempo, ricordiamo, hanno vinto loro 2-0, adesso però sono sotto nuovamente per 3-0. Forse si era allentata un pochino la concentrazione degli uomini allenati da Simone Sogiu. Li ha spronati non poco. Ecco, una rasoiata imprendibile, 2-2 con l'Antioquense che ha reagito a questo svantaggio, perdeva 2-0, adesso siamo sul 2-2, ma attenzione però ai giocatori in maglia arancione che sono veramente insidiosissimi quando partono in contropiede. Bravo, vai Giovi in mezzo, Giovi! Bravo, tu in mezzo, Marco, bravo! Ancora una lotta su ogni pallone. Grande dribbling. Vedete questa velocità di questo giocatore che cerca il dribbling, ancora 3, ne ha superato 2, tutto a solo, tiro, parata, incredibile, palla gol, finisce la partita, 2-2, questo finale davvero strepitoso, grandissima prestazione di entrambe le formazioni, hanno giocato davvero una grande partita, l'applauso del pubblico avete visto? Complimenti a entrambe le formazioni. Vediamo adesso i giocatori che andranno a salutare il pubblico. Ci mettiamo naturalmente in favore di camera. Eccoli qua. Allora, com'è andata questa partita? Bene. Ti è piaciuta? Avete giocato con grande impegno, grande determinazione, posso dire che anche l'altra formazione ha giocato bene. Sì, è vero. Diciamo, avete vinto per 2 volte, un pareggio e una sconfitta. Sì, e ci siamo impegnati molto. Vi siete impegnati molto e avete giocato davvero bene. Chi vuole parlare? Puoi dire qualcosa? Ha già parlato. Chi vuole dare qualche... No, nessuno. Vuoi dire qualcosa? No. Sono veramente stanchi, vogliono andare negli spogliatoi a farsi la doccia. Sentiamo magari il commento da parte del tecnico, dei 2 tecnici meglio. Eccolo qua, ci avviciniamo un attimo a Simone Sogiu, siamo qua in diretta. Simone, insomma una grande partita, io ho detto bravi tutti perché davvero è stata spettacolare, mi sono divertito. Sì, è una bella partita, giocata molto bene da tutte e 2 le squadre, è stato un bel divertimento, combattuta, andata bene. Sì. Insomma Simone, ho visto davvero una battaglia su ogni pallone, è divertentissimo seguire queste partite e poi voi allenatori che gli spronate in maniera incredibile. Beh sì, li sproniamo e loro hanno voglia di impegnarsi, di emergere, quindi ci mettono al massimo dell'impegno. Certo. Bello, grazie e complimenti, allora bravi ragazzi, bravissimi, adesso andate a farvi la doccia. Ciao a tutti, ciao ragazzi, bravi. Ciao ragazzi.